Noi abbiamo creato questo festival 3 anni fa, giusto per far conoscere il nostro paese, Fregona, le sue borgate e anche i luoghi naturali qua di Transiglio, insomma, alle persone che provengono da fuori il comune e anche qualcosa, diciamo, all'interno del comune. Noi abbiamo fatto delle ricerche storiche, siamo interessati a riscoprire le nostre origini e questa cosa qua ci ha indotto anche a portare gente da fuori, insomma, a conoscerci, quindi a scoprire le nostre bellezze e portare, come dicevi prima, cultura all'interno delle borgate. Abbiamo anche le rotte Caglieron, che sono state utilizzate in questi giorni per delle passeggiate letterarie. Abbiamo qui il Bosco del Transiglio, il Bosco d'Aremi della Serenissima. Infatti abbiamo fatto delle tematiche legate anche alla nostra storia locale e oggi siamo qui alle rotte in pian Transiglio per questo ultimo concerto, insomma, che è la conclusione di una manifestazione che è partita giovedì sera ed è stata molto importante per noi, insomma, ci ha coinvolto per molti mesi. Ci ha fatto un po' riscoprire e fare anche il gruppo, insomma, dopo il Covid e tutto quanto, insomma, questo gruppo di giovani che si è dato a fare ha portato avanti questa iniziativa e ha fatto rivivere il paese e ha fatto conoscerci all'esterno. Fregona Borghi e Natura, un festival che nasce dal Comitato per la promozione della cultura del gemellaggio in collaborazione con la Proloco di Fregona, l'associazione La Chiave di Sofia. L'edizione di quest'anno ha come tema metamorfosi, una parola che richiama ad una trasformazione, ad un cambiamento. 18 gli eventi che hanno attraversato queste 4 giornate, dalla genetica all'agricoltura, passando per la biologia, la botanica, parlando di matematica, di chimica, per finire oggi in Pian Cansiglio, in Casera alle Rotte, con questo bellissimo concerto con il gruppo Art Time Quartet. 200 circa le persone che hanno aderito allo spettacolo e noi non possiamo che essere grati di tutto questo e felici e confidiamo che il festival possa migliorare e diciamo, avere un futuro roseo e pieno di tante soddisfazioni. Coinvolge soprattutto tutti i borghi e tutti gli aspetti naturalistici del paese. Io devo ringraziare personalmente tutti coloro che hanno organizzato questa manifestazione che è giunta alla sua 3ª edizione, perché veramente hanno lavorato tanto, però possiamo dire tranquillamente che in base ai visitatori della manifestazione e in base al risultato finale ne è valsa veramente la pena e penso che anche loro ne possano trarre una grande soddisfazione.